C'è anche il leader veneto di Forza Nuova Luca Castellini tra gli indagati per istigazione a delinquere dopo che la manifestazione di protesta contro il Green Pass è degenerata culminando nella devastazione della sede romana della CGIL. Castellini, ultras veronese già colpito da un daspo di 5 anni a gennaio per frasi razziste, è stato denunciato insieme ad altri 3 esponenti dell'organizzazione di estrema destra. Scontri, quelli nella capitale, che non smettono di far discutere. In diretta a Ring, il senatore e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia Luca De Carlo ha posto il dubbio sul ruolo delle forze dell'ordine, attirandosi la dura replica del capogruppo trevigiano del Partito Democratico Stefano Pelloni. Voglio che il ministro venga in aula e chiarisca la posizione delle forze dell'ordine, perché qui il senso dello Stato e il valore dello Stato e gli uomini dello Stato devono chiarire e essere liberi da qualsiasi fraintendimento circa il loro operato. Ma quale dubbio? Ma come fai ad avere questi dubbi? Fugare ogni dubbio che tu vedi sta girando in rete, perché io credo nel Stato, voglio che si fughi ogni dubbio rispetto all'atteggiamento delle forze dell'ordine. Io mi sento di escludere totalmente questa ipotesi, perché io le responsabilità non ho paura ad attribuirle, non sono di fantomatici, agenti provocatori, di complotti di qualcuno. No, è colpa di fascisti dell'estrema destra che hanno deciso di assalire il più grande sindacato italiano. Non possiamo parlare sempre di complotti, di agenti provocatori e di altre perché permettetemi, questa è una